Grande successo di partecipazione per la cena di beneficenza Oggi fai la differenza, progetto orfanotrofio, organizzata dall'associazione Burundi Insieme con l'obiettivo di aiutare il completamento della costruzione di una casa accogliente e sicura per i bambini della provincia di Rutana ed il progetto della piantagione di avocado. Quest'anno i due grossi progetti vanno avanti. Piantagioni di avocado, siamo arrivati intorno ai 2000-2500 piante e la realizzazione delle due strutture dentro l'orfanotrofio. Abbiamo concluso il nostro primo step, probabilmente ci sarà un secondo momento in cui continueremo affinché questo orfanotrofio nel giro almeno di un anno speriamo di poterlo aprire. Ma la cosa ancora più importante sono un po' tutti gli altri piccoli progetti che abbiamo, il centro clinico di Grongero con l'ecografo, con un tecnico superiore che adesso lavora a pieno ritmo, i bambini neurolesi di Bujumbura nel centro di Sange che hanno necessità delle fisioterapiste che noi assistiamo, e ancora le case, i carcerati, veramente tante cose, i piccoli bagni per le scuole primarie che ci sono in giro. Ma adesso c'è un altro progetto ancora importante, è il progetto delle microreti solari, è una cosa importante. Loro hanno una necessità di avere la luce, per noi la luce sembra normale, accettiamo un bottone e si può studiare, accettiamo un bottone e riusciamo a fare tutto quello che vogliamo. Lì no, alle 5 le sera è finito tutto, è finita quasi la vita perché non si può fare più niente, nel buio si fa poco. Noi vorremmo tentare questo tipo di approccio, partiremo con un progetto zero che ovviamente ci porterà a vedere come possiamo realizzarlo. Questo è un progetto che nasce anche dalla volontà di lavorare con il Politecnico di Milano, lo dico piano perché insomma ecco, diciamo questo progetto nasce con loro e con loro vorremmo che si sviluppasse. È importante il grosso dono che ha fatto la cooperativa San Paolo ad un ospedale una clinica, un ospedale giù a Bujumbura, di una ambulanza con tutti i presidi e con tutte le cose. Da molti anni il dottor Augusto Vinciguerra ed un gruppo di collaboratori riunitisi nell'associazione Burundi Insieme portano avanti con passione e determinazione attività umanitarie in Burundi, uno dei paesi africani maggiormente colpiti da povertà e disuguaglianze, grazie alla collaborazione avviata dalla diocesi di Sora, Cassino, Aquino e Pontecorvo e la diocesi di Rutana, una collaborazione che arricchisce tutti. Quest'anno celebriamo proprio i 10 anni dell'inizio di questa cooperazione missionaria tra la diocesi di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo e la diocesi di Rutana in Burundi. Tra l'altro siamo anche felici della nomina molto recente del nuovo vescovo, Monsignor Leonidas, con il quale abbiamo già avuto dei primi contatti, che sarà anche in Italia nel mese di settembre, e quindi avremo modo di incontrarlo personalmente e rilanciare per il prossimo futuro e incrementare, spero, anche questa cooperazione missionaria. Anche questa sera l'associazione Burundi Insieme, che è direi un po' il braccio operativo di questo progetto di cooperazione missionaria, per una serata di fraternità ma anche di beneficenza a sostegno, e vedo tanta bella partecipazione, soprattutto convinta presenza, per spingere in avanti i diversi progetti che sono già in cantiere, alcuni in buon stato di avanzamento, altri sono incipienti, ma comunque un insieme di progetti che consolidano questo desiderio di incontro e anche di reciprocità culturale e spirituale tra queste due diocesi, portando l'uno la ricchezza dell'altro, facendosi, come dire, scambio di reciprocità e quindi di arricchimento che riguarda un cammino che si fa insieme. Io ringrazio tutti coloro che hanno pensato, progettato, realizzato, resa possibile questa ulteriore serata, perché anche questo, al di là dell'aspetto di beneficenza, la forma della fraternità che ci fa incontrare questa sera dice la fiducia che tutti gli amici ripongono e condividono con questo progetto di missionarietà aperta, e quindi un grazie sentito a tutti quanti. Grazie al loro impegno ed alla generosità di tante persone del nostro territorio sono stati realizzati numerosi interventi volti a migliorare le condizioni di vita delle comunità locali.
Presente alla cena anche l'ambasciatore del Burundi, Ernest Ndabashise, che ha espresso gratitudine all'associazione e alla diocesi per la vicinanza concreta. Ad accompagnare l'ambasciatore anche Don Bonaventura e Don Felix. È contento di partecipare a questo incontro stasera e ringrazio molto il gruppo che cerca di sostenere il Burundi tramite la diocesi di Rutana, che vuole costruire un orfanotrofio. Quindi è contento per questo cuore di solidarietà che passa tra le opere socio-economiche. L'ambasciatore ha ringraziato particolarmente questo gruppo Burundi Insieme, questa associazione, nel nome del governo del Burundi. Non solo la Chiesa Cattolica del Burundi, ma anche i politici sono lieti delle vostre opere buone che aiutano nella diocesi di Rutana e nella provincia di Bujumbura, in cui hanno messo già un'ambulanza. Per il momento sono proprio contento in questo posto con Burundi Insieme, l'associazione Burundi Insieme, con tutti gli invitati che sono qua presenti, in particolare l'ambasciatore del Burundi in Italia, anche con il nostro confratello Don Bonaventura, anche gli altri amici che stanno qua. Proprio hanno organizzato una cena di beneficenza per poter aiutare l'orfanotrofio di Rutana, che potrebbe aiutare anche i bambini che hanno bisogno della vita per crescere nell'amore e anche crescere per il bene del paese e dei loro familiari. La serata, svoltasi presso il ristorante Le Fèvre di Isola del Liri, è stata anche occasione per presentare ai tanti sostenitori lo stato di avanzamento dei progetti in corso ed illustrare le nuove iniziative in fase di programmazione. Voglio soprattutto di nuovo ringraziare questa presenza massiccia di tanti amici e concittadini che si sono immedesimati nel nostro progetto, che hanno condiviso senza il minimo dubbio la realizzazione di questo fantastico progetto che ci siamo prefissati. Ringrazio anch'io tutte le persone intervenute. Veramente è stato un risultato eccellente, perché in poco più di 20 giorni siamo riusciti a mettere insieme oltre 200 persone, oltre 200 amici che ci stanno supportando e ci supportano sempre in questi nostri progetti. La cosa che mi fa piacere aggiungere è che comunque invito chi vuole veramente fare questa esperienza in Africa, perché è un'esperienza che arricchisce. Non siamo noi che andiamo a dare, ma solo loro che ci danno. Io ringrazio l'amico e fratello Vinci Guerra, che ci ha coinvolto in questa missione per l'Africa. Io ho già un'esperienza in Africa, sono un tropicalista, ho fatto vari progetti dal Senegal al Ruanda, alla Tanzania, e fondamentalmente questo mi appassiona perché è fatto con persone buone, come dice Papa Francesco, voi siete persone buone. E fondamentalmente quello che voglio dire sempre è che nella cooperazione, nel dare si prende molto di più di quello che si dà. La solidarietà è questo. Un'occasione preziosa per poter ringraziare tutti coloro che con la propria partecipazione e generosità contribuiscono a costruire un futuro migliore per le popolazioni del Burundi.